Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, c'è l'errore da parte di Crisper e anche quello di Sunny Crockett. Davanti ci va Zambana. Si rimette al volo Crisper mentre Sunny Numero Crockett 6, finisce Sunny Crockett, squalificato. In testa c'è Zambana che di solito al comando non corre così volentieri. Vediamo se si andrà a presentare qualcuno. Rimane secondo Axezak che precede... Anzi al comando c'è Capta nei confronti di Axezak, poi terza posizione per Zambana. Si presenta in avanti Aramis e K che va a chiedere strada a Capta e ottiene il via libera. Le giubbe blu di Manuel Pistone e Francesco Tufano mi avevano ingannato. Comunque Capta concede via libera ad Aramis e K che ora è il battistrada della corsa e ha al suo fianco Bitcoin Dark che è partito bene anche lui dai 20 metri, 47,8 addirittura i primi 600 metri di corsa di nulla. Aramis e K al comando, Bitcoin Dark in seconda posizione ma allo scoperto, poi alla corda Capta che precede Axezak, quindi Zambana e poi Crisper. Il primo giro in 1.3.3 sul piede dell'1.19.1 riduce la corsa quanto più possibile Marco Stefani, salchi all'allievo di Alessandro Gocciadoro che è un portacolori di Fabio Bruno e completa così un altro paletto tranquillo in 15.7. Il primo chilometro di gara se ne va in 1.19. Al comando Aramis e K, di fuori Bitcoin Dark, alla corda Capta, seconda pariglia per Axezak, poi Zambana, quindi Crisper. La retta opposta alle tribune è passata in 14.6, segno che Bitcoin Dark costringe un po' Aramis e K ad accelerare, non gli lascia più fare i propri comodi e così si completa anche la piegata di sinistra con una frazione sotto al 15. Passaggio davanti alle tribune per l'ultima volta. Prima dell'arrivo Aramis e K al comando, al largo Bitcoin Dark, allo steccato Capta, poi Axezak, quindi Zambana e Crisper. Davanti alle tribune un altro paletto in 14.8, si viaggia costanti sotto il piede dell'1.15 ora, c'è stato un minuto questo giro intermedio, Aramis e K al comando, Bitcoin Dark di fuori, Axezak in pariglia, la corda Capta a precedere Zambana, quindi Crisper che inizia a muovere dall'ultima posizione, allunga Aramis e K in progressione, è sempre lì al suo esterno coraggiosamente Bitcoin Dark, Crisper che affianca Axezak e cerca di portarsi sulla testa della corsa, la retta di là passata in 14,5, 2,33 i primi 2 chilometri di corsa, a metà della piegata conclusiva Aramis e K cerca di staccare, Bitcoin Dark è sempre lì al suo esterno, alla corda c'è ancora bene Capta, poi Crisper, la retta d'arrivo per Aramis e K che l'affronta in vantaggio, Capta che prova ad andare di dentro, al largo Crisper che scatta, è in vantaggio Aramis, Crisper che prova ad arrivare a centropista, insiste Crisper, si difende Aramis e K che vince nei confronti di Crisper al terzo Bitcoin Dark. 29 ad arrivare, 1.16.4 sui 3 giri di pista. Marco Stefani porta al palo Aramis e K, Alessandro Gocciadoro al training, Fabio Bruno è il proprietario del figlio di Nadal Shiba e Freedom e K che sfrutta la velocità nei nastri, va a sfilare a condurre e in arrivo si difende bene da Crisper che corre in maniera davvero positiva dopo l'incertezza nella giravolta al terzo posto, un eccellente Bitcoin Dark che se l'è fatta tutta allo scoperto. A te Nicole.